Presidente, Commissione. I colleghi delle altre società dell'Eni sul territorio, di Singal ed Enimed, abbiamo fatto un lavoro sinergico finalizzato proprio a creare i presupposti per il rispetto di alcuni importantissimi punti contenuti nel verbale di accordo del Ministero, che partono da un esame dello sviluppo dei rispettivi progetti. Quindi, con riferimento a una visione d'insieme, i nostri piani si sviluppano su base quadriennale. Questo per noi è uno standard. Spesso c'è stato chiesto di immaginare tra 20 anni, 25 anni. Io vorrei fare presente 20 anni fa, colleghi molto più bravi di me avrebbero perso una scommessa. Quindi è chiaro che noi dobbiamo ragionare e contestualizzare in un ambito industriale che cambia molto più velocemente di prima. Quindi l'investimento complessivamente sarà un investimento dell'ordine dei 2 miliardi di euro, che ha il prerequisito di creare il presupposto per il rispetto dei diritti occupazionali. Alcuni punti credo fondamentali sono stati appena accennati, quindi il mantenimento dell'occupazione al lavoro sicuramente è uno di questi passaggi. L'altro passaggio fondamentale è quello di creare il presupposto per non ingravare un conto locale già in sofferenza attraverso tutti gli strumenti possibili. Mi piace citarne uno qui perché è importante, che è il fatto che lei non ricercherà l'ottimizzazione a tutti i costi, quindi anche laddove certe scelte dal punto di vista industriale siano ottimizzabili ma penalizzano l'indotto, non saranno la via maestra. Quindi da questo punto di vista l'impegno è assolutamente mantenuto. Altre perplessità sono state palesate sulle scelte. La Green Refinery, intanto ci tengo a dire che è una tecnologia di cui lei è coproprietaria e quindi da questo punto di vista consolida ulteriormente una posizione di Eni sul territorio. Ha un altro precedente che è quello di Venezia e invito tutti a valutare i contesti in modo decisamente separato sia per le problematiche che per l'implementazione del progetto. Il progetto lascerà spazio agli insediamenti che Nicola Emiliani citava poc'anzi, quindi ad attività che abbiano la valenza di un progetto, perché non dimentichiamo comunque che verranno inserite all'interno di un sito che sente il dovere di una valutazione fatta insieme al territorio sulla bontà e sostenibilità dei progetti. Quindi noi crediamo fermamente in questo progetto, che avrà ripetuto uno sviluppo nel quadriennio e che dal punto di vista economico-finanziario deve condurre, e sto parlando ovviamente della raffineria, a un pareggio, uno zero tra il 2017 e il 2018. Questo obiettivo è un obiettivo parecchio sfidante, molto importante, tenendo presente che i numeri che vi dicevo prima divisi per anno significano centinaia di milioni di euro all'anno rifinanziate dall'azionista, per evitare che la raffineria di Gela dovesse portare i propri in tribunale, perché queste società che hanno perdite di quell'entità, se non fossero sostenute da società più importanti o da società umane come lei in grado di rifinanziare, avrebbero il destino seguito. Io non credo, eventualmente possiamo anche farlo se entriamo nel merito, perché sentivo anche il sindaco dire quali impianti rimangono e quali non rimangono. Il progetto è strutturato su alcuni paletti che sono dei paletti importanti, perché molti la storia ce li ha insegnati, e sono quelli di un progetto che prevede delle modifiche su impianti esistenti e quindi agevola i percorsi sugli iter autorizzativi, l'iter di valutazione degli impatti, prevede un quadro emissivo decisamente migliorativo, ovviamente non prevede la produzione di impiego di petcoke e non prevede l'inserimento di nuovi punti di emissione.
quanto è stato detto, ma anche a quanto è stato inserito in uno dei punti, devono agevolare gli iter autorizzativi, sia perché è opportuno muoversi su certezze, sia perché gli scenari cambiano drasticamente, quindi a volte i tempi autorizzativi non coincidono con i tempi industriali. Per quanto riguarda i margini, io non vorrei dilungarmi più di tanto, vorrei solo dire che questa scelta, questi anni sono passati, sì è vero, nell'attesa di iter autorizzativi, ma anche nell'osservazione triste di margini della raffinazione che sono scesi continuamente. In Europa si sono chiuse 17 raffinerie, quindi il problema è addirittura extranazionale, è un problema europeo, è un mercato che in modo spietato ha visto una contrazione dei consumi e quindi noi siamo dei produttori di beni, paghiamo il prezzo di questa variazione del mercato. Io penso che il territorio debba avere la capacità di fare sistema e non considerarci estranei ad un sistema. Le condensazioni, il sindaco giustamente non ha molto chiamato così, gli interventi saranno frutto di una condivisione, gli interventi tecnici che faremo saranno trasparenti ai colleghi che in raffineria conoscono benissimo i dettagli di ciò che andremo a sviluppare e faremo sinergia con i colleghi di Enimed e di Sicuro. Le attività di smantellamento e di dismissione hanno avuto un loro inizio, chiaramente proseguiranno e ci confronteremo continuamente rispetto all'impiego delle risorse dirette e indotto, in maniera da tenere continuamente fede a quello che credo a questo punto sia già tracciato nel verbale di incontro, verrà sancito anche in fase finale di accordo, cioè garantire un'occupazione, livelli occupazionali sia per il diretto che per l'indotto. Ovviamente io non sono entrato nel merito specifico di ciò che andremo a fare, se è di interesse di qualcuno possiamo farlo. Preciso che lo studio è in fase di ingegnerizzazione, quindi la società Loppini si sta occupando dell'ingegnerizzazione che a breve verrà fornita e quindi faremo in questa fase un'analisi e poi una successiva ingegnerizzazione di dettaglio. Noi volevo ringraziare prima di tutto la commissione che oggi è venuta a e anche come amministratore delegato della raffineria di Gela, visto che per più di 1 anno e mezzo, 2 anni non abbiamo avuto nessun confronto con l'azienda. Mi rifaccio a quello detto dal presidente Marziano quando diceva che la regione non ha nessun potere contrattuale visto che l'accordo si stipula a Roma. Però io vorrei ricordare un passaggio fondamentale che vede in causa la regione. Nell'anno 2011, quando il governatore della regione era il presidente Lombardo, è stato siglato un accordo vincolante tra la regione Sicilia e l'ENI SpA, la raffineria di Gela e l'ENI, dove questo accordo era che la regione Sicilia autorizzava nuove perforazioni delle nostre coste e in cambio concedeva di nuovo la diga foranea in modo esclusivo alla raffineria di Gela per altri, se non erro, altri 40-50 anni. In cambio lei si impegnava ad effettuare degli investimenti presso il sito di Gela per 800 milioni di euro, quindi il sito della raffineria di Gela. Quindi se quegli accordi non valgono niente, come dice lei, la regione non ha nessun potere di intervenire, ma se io ti do qualcosa in concessione, io ti do delle nuove autorizzazioni, in cambio di un tuo vincolo che è un investimento di una determinata somma in un sito, credo che una delle due parti non abbia mantenuto quell'accordo. Quindi credo che la regione possa far rivalere sempre quel protocollo d'intesa, quel protocollo d'accordo che era stato stipulato. Mi ricordo che c'era pure la presidenza dell'onorevole Federico quel giorno a Palermo e credo che come presidente dell'autorità della commissione produttiva di riscomperare quell'accordo
Perché dico che è importante quell'accordo? Perché abbiamo visto che se uno va a guardare i bilanci dell'ENI e della raffineria di Gela e dell'Equinet, come dice l'amministratore, loro vogliono oggi trattare che tutto è un'unica società, anche se sappiamo che sono a livello giuridico due società diverse. Abbiamo visto che l'ENI strategicamente dal 2004 in poi ha iniziato a investire su Equinet e si vedono i risultati. Cioè da ricavi di 250 milioni si è passato a ricavi fino a 450-500 milioni di euro in Equinet, avendo utili netti dopo aver pagato le imposte di circa 120-130 milioni di euro. Quest'anno, che è stato un anno difficile, il 2013, hanno avuto un utile netto distribuito al socio per 70 milioni di euro. Quindi hanno avuto utili distribuiti al socio all'incirca sui 400-500 milioni di euro. Però questo non lo dicono mai nessun tavolo. Quindi è come se fosse una cosa a parte distaccata da questo territorio. Invece nell'accordo del 2011 dicono noi continuiamo a investire a Gela, ma considerate che abbiamo avuto l'anno prima 200 milioni di perdite. Ora non so, in una bozza che era circolata nell'accordo ministeriale addirittura esce un dato che hanno avuto una perdita di Gela nel solo anno 2009 di 2 miliardi di euro, cifra astronomica che non esiste in nessuna parte dei bilanci dell'ENI. E anche quando dicono che la raffineria di Gela ha perso ogni anno 200-300 milioni, andando a guardare i bilanci dell'ENI SpA, quindi della società capogruppo in tutto il mondo, nel reparto che riguarda la raffinazione, fino all'anno scorso avevano, 2 anni fa hanno perso 200 milioni, l'anno scorso che era l'anno disastroso hanno perso 500 milioni, dove la perdita maggiore è stata fatta a Sannazzaro, non è stata fatta a Gela. E anche quando hanno perso 200 milioni, loro dicono nel bilancio ENI SpA, la società quotata in borsa, che la migliore performance che c'è stata sulla raffinazione dell'anno 2010 era stata quella della raffineria di Gela a livello di raffinazione. Quindi loro utilizzano dei dati, delle perdite che sui bilanci non esistono. Poi non so da dove tranne se fanno comunicazioni sociali che non corrispondono ai dati di bilancio. Io mi assumo la mia responsabilità, si possono scaricare anche oltre alla Camera di Commercio, presso il sito dell'ENI SpA. Ma il fatto importante qual è oggi? Che l'investimento che loro propongono in questo accordo parla di un investimento totale di 2 miliardi di euro. Come viene snocciolato questa somma? Loro dicono che 1 miliardo e 8 continueranno a fare perforazioni perché è quello che gli interessa, cioè perforare e ristare petrolio per avere maggiori utili. La differenza dei 400 milioni che nemmeno citano in questo accordo, cioè nemmeno distinguono per categorie, dicono che una parte andrà per le bonifiche, circa 100 milioni, 150 milioni, un'altra parte faranno un impianto di bioraffinazione che avrà un investimento di 250 milioni. Se andiamo a vedere nello specifico che come ha detto poco fa l'amministratore, si parla ancora di un progetto di massa, cioè non sappiamo nemmeno i tempi di realizzazione e la fattibilità di quel procedimento, dato che non è un investimento nuovo, impianti nuovi. Poco fa, se non ho capito male, l'amministratore ha detto che cercheranno di riconvertire parte degli impianti che ci sono per un investimento. Quindi già il fatto che già preannunciano un problema sulle autorizzazioni, mi sa che già sanno che i tempi di realizzazione di questo impianto non è fattibile ad oggi. E vorrei togliere realmente l'alibi per un dato oggettivo. Quando anche i sindacati in quest'anno e sui giornali hanno detto che la bioraffinazione a Gela non poteva essere fatta nel 2008-2009 per mancanza di autorizzazioni, oltre che sono stati smentiti proprio da lei, e lei dopo 3 mesi di aver detto che Gela avrebbe deciso della Turbogas ha inviato un fax al Ministero dicendo che loro chiedevano, non avrebbero voluto fare questo tipo di investimento. Si può leggere oggi, guardando l'autorizzazione che ha l'autorizzazione AIA, è specificato che loro hanno bloccato l'investimento non per mancanza di autorizzazione, ma per mancanza di progetto inviato al Ministero. Quindi stiamo attenti quando si parla la definizione dell'autorizzazione. Un conto che ci possono essere delle lacune da parte di chi deve dare l'autorizzazione, un conto di chi ha utilizzato la mancanza la tempistica di non effettuare gli investimenti, scaricando le colpe ad altri. Infatti, a me dove cuore quando l'amministratore dice che se la raffineria di Gela non è messa come capogruppo lei,
Italia e hanno rafforzato il loro potere personale. Quindi il motivo non lo so, perché se i libri dovrebbero andare in tribunale, io avrei, come dire, accantonato l'amministratore e i vari presidenti che ci sono stati. Se questi sono stati premiati, c'è una volontà politica che era quella di diminuire la raffinazione a Gela in favore di altri siti. Quindi quello che io chiedo è, siccome loro nel bilancio 2008, 2009 e 2010 hanno accantonato qualcosa come fondo rischi ambientali di 150 milioni di euro, solo in un anno nel 2008-2009 hanno accantonato 95 milioni, cioè soldi che loro non hanno speso, hanno portato a costo e hanno pagato pure le tasse, fanno un conto riserva soprattutto per i danni ambientali perché l'hanno contestualizzato presso il Ministero. Cioè, il Ministero mi ha detto dovete aumentare questo conto di rischio, quindi questi sono soldi che loro ad oggi non hanno speso. Perché dico questo? Perché se dobbiamo salvaguardare oggi i posti occupazionali che ci sono presso il sito, tra diretto e indotto, l'unico lavoro che possono svolgere oggi sono di due tipi. Uno, iniziare a smantellare gli impianti che sono lì da 20 anni, che non producono da metà nessuno ferro vecchio all'interno della raffineria. Secondo, effettuare le bonifiche. Avete 150 milioni di euro all'interno della raffineria di Gela come fondo fisco, e quello avete sottoscritto al Ministero che servono per le bonifiche. E il fatto che oggi dicono che l'amministratore, che lei deve capitalizzare la società, questo è un fatto grave, perché nel bilancio 2009 la raffineria Leni SpA si è impegnata in un verbale scrivendolo nel bilancio della raffineria a dover aumentare il capitale di 240 milioni in previsione degli investimenti che dovevano essere fatti nel 2008, che erano previsti nel 2004. Quindi c'è stato scientificamente una mancanza come posso dire, di sincerità verso il territorio. Cioè, io non mi stranizzo che nel 2013 hanno disatteso l'accordo siglato con i sindacati nel 2013. Li disattendono dal 2004. Cioè, tutti gli accordi che sono stati firmati da Milano, loro hanno raggiunto i propri obiettivi. Leggendo nel bilancio loro avevano 1600 dipendenti. Si programmavano per 4 anni di portarli a 1000. E ci sono riusciti. Cioè, i loro obiettivi, che erano quello di dimensionare ai minimi termini la raffineria di Gela, sono degli obiettivi che sono riusciti a raggiungere. Ora mi chiedo, anche a pieno regime, mettiamo in caso che questo progetto abbia la fattibilità e possa essere portato in marcia, quanta occupazione portare? Noi raffinavamo a Gela 5 milioni e mezzo di tonnellate. Ad oggi questo impiantino, perché lo chiameremo impiantino, è programmato per 700 tonnellate, un ottavo. Al massimo può dare lavoro al 15% delle persone che ci lavoravano fino ad oggi. E siccome sarà un impianto pressoché dovrebbe essere nuovo, lavoreranno ancora meno persone. Quindi il dato oggettivo è che si deve fare carico di tutto. Quindi siamo con questi numeri che mette in campo lei mette in campo, non ci può essere, matematicamente non ci può essere lavoro per il diretto e per l'indotto, cioè che fa parte dell'impianto stesso della produzione. Cioè se si fa un calcolo di massimo pur tenendo i pozzi per i serbatoi e tenendolo come deposito costiero, lì al massimo lavoreranno 400-500 persone con il netto dimensionamento di tutto l'indotto. Cioè lei neanche il coraggio di dire, signori miei, la situazione è questa. Noi oggi vi possiamo mantenere questo personale, infatti nella bozza di prima diceva noi manterremo l'occupazione in funzione dell'impianto e dell'investimento che facciamo. Non possono mantenere l'occupazione di oggi con un impianto che è il 15% rispetto a quello che aveva prima. Cioè fa parte della logica, tranne se in questo tipo di raffinazione ci sia un ricavo nella lavorazione che sia così tale da poter assorbire tutto il personale esistente. Quindi si chiede se questo progetto è fattibile, lei si può impegnare a fare durante questo impianto, perché con il livello occupazionale che può mantenere questo non ci siamo. Dopodiché un impegno che si dovrebbe, e questo verrà chiesto al Ministero, iniziare a mettere in campo l'ammortizzatore sociale, i prepensionamenti. Lei si può fare carico di mandare anticipatamente in pensione ad alcuni soggetti, perché di questo si parla, perché quei numeri di occupazione non ci sono in campo. Cioè che è chiaro una cosa, lei non dà i numeri, non dà i tempi di realizzazione, perché è già consapevole oggi che nessuno mai firmerebbe un accordo
Ok, e poi un'altra cosa che è importante su quell'accordo, che poi ripeteremo, che ci impegniamo come sia maggioranza che opposizione ad un incontro in merito alle compensazioni, perché viene trattato, c'è un rigo solo che in questo accordo parla di compensazioni, si capisce bene cosa si intende in queste compensazioni, ma non abbiamo capito